E questa non è una brioche, questa è la brioche gigante siciliana che adesso riempiremo con un gelato eccezionale. Andiamo per il taglio. Ma come è stata preparata questa brioche? Intanto spieghiamolo. Allora, la brioche è stata preparata con farina 0M, è una farina particolare che usiamo per fare questi tipi di impasto a base lievitante. Guardate, quanto pesa? Possiamo dirlo? Ma siamo intorno a 700-800 grammi sicuramente. Quasi 1 chilo di brioche. Sì, se ora la andiamo riempendo così. Ed ora la Questo è il riempiamo. nostro cavallo di battaglia. E quante persone mangeranno in questa brioche? Ma queste sono state fatte proprio apposta per... Com'è che la riempiamo? Andiamo a mettere del gelato nocciola, che diciamo è il nostro punto di forza, fatto con nocciole siciliane. Guardate, la brioche gigante, 800 grammi Poi solamente. penso come sarà, non ha bisogno di presentazione perché già Ma si è uno capisce spettacolo. che Cosa ne pensate? In questo andiamo a momento mettere. fateci sapere cosa ne pensate. Ma guardate. Un attimino che lo andiamo a preparare. E noi intanto la facciamo ammirare bene perché una eccellenza esclusiva. E il briochone è pronto. Io penso che 4-5 persone la mangeranno, anche perché come è squisito, completamente fatta artigianale e dal grande pasticcere qui in persona. Che dire, invitiamo tutti in Sicilia. La Sicilia è Sì, questa, sì, vi la Sicilia è aspetto. sorpresa. Vi aspettiamo. È abbondanza, è gentilezza, ma è soprattutto qualità. La prima cosa è la qualità. Siamo arrivati ora alla parte più bella, il taglio, così la degustiamo subito e Guardate. vediamo il pasticcere che cosa ha combinato. Andiamo. Ecco perché amiamo la Sicilia, ecco perché non vediamo l'ora di regalarvi questi momenti, perché sono momenti straordinari. La brioche gigante, 2 kg di brioche, Io penso che parla da sola, non c'è bisogno una di brioche farlo che io. è... Lasciamo commentare a tutti voi, lasciate voi un commento, scriveteci cosa ne pensate. 4-5 persone possono mangiare in una brioche del genere Sì, sì, perché poi ritorneranno con i bis, perciò non ed ogni morso è un tuffo nel gusto e nel piacere più grande. E tale piacere che vi stiamo raccontando, Come scrivete. vedete la brioche ancora diciamo è integra per come lo riempite, il gelato non sembra per niente sciolto, significa che il prodotto è il massimo della qualità. Vogliamo ripetere come è stata riempita questa brioche? Con che gelato? Un gelato nocciola, nocciole sono siciliane. Ancora non si scioglie, ragazzi, ancora non si scioglie, In effetti ancora non si scioglie. dopo qualche minuto ancora Siamo sui più di 10 minuti, ancora il gelato è per come l'ho messo. E lei ama il suo lavoro, è vero? Aspetta, io vivo per il mio lavoro. E noi questa brioche la dedichiamo a tutti i siciliani che amano questa isola e a tutti gli amici di Bella Sicilia che siamo sicuri, come scriveranno nei commenti, apprezzeranno e ameranno fortemente ciò che hanno visto oggi. Certo, certo. Ciao e a presto, vi aspetto. Evviva la Bella Sicilia! Evviva!